23 dicembre 2015, questa è la Serie A2 della Lega Calcio 8, giornata nona. Si sfidano Tony Ponzi Investigazioni contro Blue Ice Capitolini. Tony Ponzi, cercare la deviazione. Cross in mezzo del capitano che nessuno riesce a toccare. Allora c'è il vantaggio della Blue Ice al 10° minuto di gioco. Si muove benissimo Di Girolamo. Ancora lui, fa secchi due avversari e conclude con il sinistro. Non è suo il gol, ma fa quasi tutto da solo e vanno a festeggiare proprio il numero 9. C'è il pareggio del Tony Ponzi al 14° minuto del primo tempo. 1-1. Numero 14. Vicini, il più attivo del Blue Ice. Si accentra e cerca il destro che trova lo specchio della porta sul primo palo. Sorpreso Ponzelli. Vantaggio 2-1 del Blue Ice. Anticipo. Buono sul pallone, c'è la conclusione dalla distanza. Non vede forse partire il pallone il portiere che viene sorpreso. C'è il 2-2 del Tony Ponzi al 19° di questo primo tempo. Da dietro numero 15 che riparte, serve benissimo l'attaccante Di Girolamo che non fallisce, il 3-2, arriva il gol anche del bomber numero 9, sempre lui Di Girolamo, 3-2. Buona la giocata di prima a cercare Di Girolamo che subisce fallo. C'è il numero 9, destro a giro, trova lo spazio il numero 9 che batte anche le punizioni. Incredibile questo giocatore. 4-2 il Tony Ponzi sul doppio vantaggio al 5° minuto del secondo tempo. Di Girolamo di prima di tacco, incredibile il gol, bellissima l'azione. Di Girolamo sempre protagonista, serve di tacco il numero 15 Borselli che fa 5-2. Può avanzare adesso il Blue Ice, rientra prontamente la difesa del Tony Ponzi. L'occasione per il destro al volo di Bassani che scheggia la traversa. Il triplice fischio, l'arbitro invece no, c'è l'ultima occasione per il Tony Ponzi, sempre Di Girolamo che non fallisce. 6-2 Tony Ponzi, 4 il gol di vantaggio, ormai è finita. Triplice fischio dell'arbitro. Tony Ponzi si impone per 6-2 sul Blue Ice, virtualmente primo adesso il Tony Ponzi, una partita in più rispetto al Dia Solution che deve ancora giocare.